Benvenuti all'anticipo delle notizie di oggi, lunedì 3 gennaio 2022. Sentenza del TAR. Bocciati tutti i ricorsi della Costa Bioenergie riguardanti l'impianto GPL. Nessun obbligo però per il suo smantellamento. 29 i milioni di risarcimento per la società, che può ancora rivolgersi al Consiglio di Stato portando motivazioni più dettagliate ai suoi ricorsi. Furto con scasso al tennis club in via Pasquale Cicogna. Oltre a brindare e rompere i bicchieri, i ladri hanno rubato anche una macchina del caffè del peso di circa 70 kg. Aumentano i casi di Covid nel territorio clodiense, ospedali pieni di persone che non hanno voluto saperne di vaccinarsi e che spesso si ostinano a non riconoscere la malattia neppure quando ne sono colpiti. Non è una semplice influenza, chi è contagiato deve stare in isolamento, non può andare in giro come se niente fosse. 7 le proposte per candidare tipicità venete o territori quale patrimonio dell'UNESCO. 2 giorni di concerti all'Auditorium San Niccolò a Chioggia, dal tradizionale concerto di Capodanno all'esibizione Improbabili incontri scritto e musicato da Antonio Rolfini. Ribadiamo le norme per le quarantene diramate dal Ministero della Salute. È morto Nino De Piccoli, ultimo grisiolaro di Sant'Anna. Con lui è morta una tradizione veneta che conta ancora pochissimi mestieranti. A breve per gli approfondimenti.